Buongiorno a tutti, è per me un grande onore essere qui oggi in questa occasione speciale nella Casa dei Veneti, nella sede del Consiglio regionale Palazzo Ferrofini qui a Venezia, che celebra una tradizione ormai radicata e di grande valore per il nostro territorio. La fiera della zootecnia di Rustiga che si svolgerà quest'anno da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio. Un evento che, giunto alla sua 47esima edizione, continua a crescere e a specializzarsi, portando con sé un carico di passione, competenza e impegno con particolare attenzione per il mondo equestre. Un ringraziamento particolare va al neopresidente dell'associazione ASPER, che significa Associazione Promozione di Eventi per Rustiga, che è Chin Luca, che è qui presente, che da ben 12 anni si dedica con energia e determinazione all'organizzazione di questa fiera, rendendola un punto di riferimento interregionale per gli appassionati e i professionisti del settore. Quest'anno il Gran Galà Equestre si arricchisce di una collaborazione sempre più forte, che ha portato all'importante riconoscimento del patrocinio del Gran Galà d'Oro di Fiercavalli di Verona. Un ulteriore segno di qualità e prestigio per questa manifestazione che ha visto negli anni crescere il suo respiro internazionale grazie a esibizioni di artisti di fama mondiale come il direttore artistico Rudy Bellini, anche lui qui presente oggi. Saranno protagoniste anche le tradizioni locali con la mostra avicola, i mestieri antichi e i trattori d'epoca che ci ricordano l'importanza di preservare la nostra identità rurale e la passione per il nostro territorio. La fiera è una festa di comunità, un'occasione per celebrare insieme la nostra storia, ma anche per guardare al futuro. E adesso volevo invitare qui con me il presidente dell'associazione, che è Chin Luca, e anche il direttore artistico Rudy Bellini. Non solo settore equestre, nella fiera sarà presente anche un intero padiglione dedicato al mondo avicolo, con razze di zona e non solo, anche in via di estinzione. Non mancheranno novità nel campo meccanico, con la presenza di macchine agricole di ultima generazione affiancate a quelle storiche che evidenziano i passi da gigante che ha fatto l'agricoltura per stare al passo con i tempi e per arrivare in breve tempo con prodotti di altissima qualità nelle nostre tavole. Tornerà l'evento che coinvolgerà le scuole Rustiga Brick, una mostra dedicata ai mattoncini Lego. Un'altra grande novità di quest'anno sarà la prima edizione di Vini in Fiera, una degustazione che coinvolgerà più di 13 cantine del Veneto. Essendo una realtà portata avanti anche da molti giovani, non mancherà la parte del divertimento, saranno organizzati format, aperitivi e serate musicali, il tutto contornato da una gestione impeccabile dello stand gastronomico, con possibilità di degustazione di piatti tipici veneti e nostro fiore all'occhiello, la ormai blasonata cena paesana, organizzata dal professor Simone Rettore in collaborazione con gli alunni dell'Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto, che ormai è diventato un punto fisso e un arrivo di qualità e quant'altro. Ultimo, non per importanza, il Gran Galà Equestre. Quest'anno intitolato Flussi di Luce, patrocinato dall'Accademia del Galladoro di Fieracavalli Verona e diretto dall'artista di fama internazionale, qui come oggi, Rudy Bellini, il quale porterà uno spettacolo completamente rinnovato grazie alla presenza di nuovi artisti e grandi sorprese. Pertanto lascio la parola al nostro direttore artistico, Rudy Bellini. Grazie a tutti. Il gala di quest'anno sarà particolare, avremo degli effetti sia scenografici diversi rispetto agli anni scorsi e anche artisti veramente importanti di fama internazionale. Vi farò due nomi per dare un po' così la voglia di venirci a vedere anche quest'anno, come gli altri anni che sono sempre stati molto numerose l'affluenza, e questa è una gran soddisfazione personale e un ringraziamento anche all'Asper per aver dato l'opportunità di crescere questo settore. Avremo due ospiti molto importanti, stavo dicendo, come Jessica Notaro e Loretta Minollini, che sono due artiste, due grandi donne di spettacolo,
e di cavalli soprattutto. Voglio fare una parola brevemente per quello che è anche i talent che faremo il pomeriggio, sia per il trofeo di Teatro Equestre per la FISA Veneto, ma anche il Rustica Talent Show, che già da diversi anni si impegna e sta crescendo in maniera esponenziale. Questa è una cosa per me di grandissima soddisfazione, portare avanti quello che è il settore dello spettacolo, perché per i giovani, per i ragazzi hanno l'opportunità, e non sono molte le situazioni in cui questo è possibile, di crescita, di potersi rapportare e mettere a frutto tutto il lavoro che vengono fatto durante l'anno. Perciò sarà un appuntamento anche questo, non da meno importante, quello del pomeriggio. Dalle 3 del pomeriggio inizieremo con questo talent che saranno a tutti gli effetti un altro spettacolo vero e proprio e lì vedremo le giovani leve e speriamo i futuri artisti. Grazie ancora. Grazie a Rudy Bellini, con noi ormai da molti anni, è diventato punto caposaldo imprescindibile della nostra manifestazione. Che dire, vi aspettiamo numerosi, ringrazio ancora Giulio Centenaro per averci dato questa opportunità di presentare la nostra manifestazione qui nella sede del Consiglio regionale del Veneto. Un ringraziamento speciale alla Regione, al Comune di Camposampiero con il Sindaco Katia Maccarone, alle forze dell'ordine, agli sponsor e soprattutto a tutti quei volontari che sono anima e corpo della nostra manifestazione. Grazie. Ma io aggiungerei solo una cosa, visto che citiamo, è vero, i volontari sono la nostra ricchezza, no? Okay? Non solo diciamo della vostra associazione, ma di tutto il Veneto. E visto che qui ce ne sono parecchi presenti, li inviterei anche tutti qua, insomma, ok?